Eccomi. Ecco qua. Ciao Andrea. Ciao Andrea, Ciao. buon pomeriggio, come va? Bene, bene. Voi come state? Alla Benissimo, grande, benissimo. bene, benissimo, carichi a 1000. Ok. Siamo veramente felici di avere l'onore di poterti avere in diretta con noi e di farti delle belle domande per approfondire quello che è il tuo percorso musicale, quello che è stato Sì, sì, continua ad essere il tuo percorso facciamo due musicale. chiacchiere, mi piace molto. Poi questa cosa di... non sapevo neanche fosse possibile su Instagram una diretta, quindi per me è tutto nuovo. Infatti non sapevo bene dove entrare, vabbè. Nonostante la prova Eh, dell'altro giorno, sono un disastro io. Sì. per quella che è la situazione attuale, credo sia un bel compromesso, o meglio, una cosa abbastanza divertente, che ci unisce ancora di più in un certo senso, quindi ci dà l'opportunità di avere contatti molto intimi e molto, in un certo senso, intimi. Comunque, ci dà l'opportunità di sentirci in qualche modo Beh, e di sì. poter parlare di belle cose, dai. Dai, vediamo Sì. un po'. Sono curioso delle vostre domande. Sì, sì, più che altro è una chiacchierata confidenziale tra amici, però chiaramente È sì, genuina. faremo delle domande, qualcosa, o mi sono segnato, o in questi giorni ho rinfrescato più che altro le idee, delle cose da chiederti. No, vabbè, io inizierei con, così rompiamo il ghiaccio iniziando a specificare una cosa. Chiaramente questo lo specifico per le nuove leve, ragazzi un po' più giovani che non hanno seguito un po' la scena anni 80, quindi non hanno seguito un po' la scena New Wave, rock anni 80, e da specificare che Andrea Chimenti è stato leader e voce di una band storica della scena italiana, no? Rock italiano e anche New Wave, dei Moda, da non confondere con i Moda, che comunque con un semplice accento hanno cercato di, in un certo senso, prendere spunto da una band storica. Ma chi lo sa, Dovevo, forse magari è anche casuale la cosa, però può essere sì, ha creato un casuale, po' sì, di sì. confusione, ogni tanto ha creato della confusione, sì. Quindi ecco, ci tenevo a specificare questa cosa, insomma, perché ecco, magari uno sente parlare di moda, dice, no, magari potrebbe confondersi. Specifichiamo anche questa cosa che è importante, perché insomma i padri della musica italiana, dai padri della musica c'è solo da Da imparare imparare, e certo. da prendere esempio. Beh, E niente, questo grazie. per iniziare a rompere il ghiaccio. Poi, sì, ho notato, chiaramente anche sul web girano un sacco di video, ci ho fatto caso ci ho fatto caso, ho rivisto dopo tanto tempo, ecco, quelle ospitate fatte ad hoc, il programma della Rai, dove appunto questo programma era presentato da Renzo Arbore e Gisele Espero, che poi sono dei nostri conterranei, sono Foggia. Quindi parlaci Certo. un po' di quell'esperienza ad hoc nell'87 è stato, della precisione. Ma sai, l'esperienza è stata bellissima, prima di tutto perché Renzo Arbore è una persona straordinaria, non solo come conduttore, come artista, ma anche Mhm. umanamente. Quindi tutto quello che è il di Gegè Telesforo, tutto quello quindi che gravita intorno a Renzo Arbore in qualche modo irradia della sua magia. È un personaggio che quando fa uno spettacolo televisivo, soprattutto poi in quegli anni in cui era Mhm. realmente estremamente innovativo, quando faceva uno spettacolo c'era un sapore abbastanza unico. E il live ad hoc lì fu, diciamo, una vera novità, perché lui aveva creato uno studio di registrazione vero e proprio, con un palco, dove c'erano fiori di tecnici del suono, Mhm. dove si sono esibite band non solo italiane, ma da tutto il mondo, Sì, una sì, sì. qualità altissima. Quindi quello di aver potuto partecipare all'interno del palinsesto per ben 2 anni di Doc è stato per me per tutti noi, per noi Moda, è stato un onore grandissimo. Perfetto, perfetto. Parlaci un po' della tua esperienza, ecco,
musicale, artistica e stilistica che hai avuto appunto in quegli anni d'oro che sono gli anni '80, che hanno dato vita a un sacco di progetti musicali che tuttora sono magari sono ancora ecco, stabili e che hanno fatto scuola poi alle band poi successive. Parlaci un po' di questa esperienza, di questo rinascimento musicale che c'è stato a Firenze negli anni '80, dove tu Sì, hai allora, fatto parte diciamo, è stato sicuramente un periodo abbastanza unico in Italia, perché forse è una delle rare volte in cui l'Italia si è trovata al passo con i paesi stranieri. E cioè l'ondata New Wave è un'ondata che ha travolto, certo è partita forse principalmente dall'Inghilterra, ma ha travolto tutto il mondo in contemporanea. E anche in Italia quindi è nato questo, ha cavalcato questo movimento in contemporanea a tutti gli altri paesi. E quindi è stata un'esperienza abbastanza unica, perché ti sentivi in qualche modo anche tu al centro del mondo, insomma, e partecipavi a questa ondata artistica straordinaria, perché poi pervadeva non solamente la musica, ma la moda, tutto il costume contemporaneo praticamente è stato influenzato da questa new wave di quegli anni. certo. E soprattutto quello di tentare di riuscire a cavalcare quel mondo musicale nascente in italiano, però cantando in italiano. Questa è stata la nostra grande sfida, che non era per niente automatico. E quindi a Firenze sono nati una serie di gruppi come i Litfiba, i Neon, i Diaframma, Noi Moda, eccetera, e tanti altri gruppi, non solo quindi a Firenze, ma in tutta Italia, che si sono cimentati con l'italiano. A dire il vero, i Neon non lo so se cantavano No, in italiano. No, cantavo no, in inglese. infatti. Loro cantavano in inglese, quindi loro niente, Sì, sì. piccoli, li rimandiamo a ottobre, ma invece tutti gli altri, la maggior parte, erano tutti gruppi che i CCCP, vabbè, insomma, chi più... I Vili Danze, nei Radioattivo, insomma. Sì, Anche se insomma, lì sono cimentati, si sì, cimentavano ogni tanto nel Nel cantare cantare in in inglese. inglese, sì, qualcosa all'inizio hanno creato chi qualche questo? brano. Chi? Iva, Di? I Non ho capito. Litfiba. Ah, i Litfiba. Sì, sì, beh, che hanno avevano fatto anche una qualche cover, hanno reminiscenza. fatto anche gli Assassin, una cover, Sì, Esatto, sì, sì. cover una di Bob. versione, sì, 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 dance praticamente, Sì, sì. interessantissima. Sì, quindi c'era questa grande scommessa, infatti uno slogan della IRA di Alberto Pirelli era proprio Alberto lo Piselli. pro italiano cantato in italiano. In In italiano, sì, italiano. infatti io lo ribadisco spesso nei miei post quando parlo di band degli anni '80, ribadisco sempre rock italiano cantato in italiano, quindi appunto dalla voce c'è parole di Alberto Pirelli, che è stato un grandissimo produttore e creatore dell'IRA, insieme ad Anna Maria Paroselli, insomma, che poi è la sua compagna, sua moglie. Sì, Infatti, esatto, esatto. Beh, loro hanno io avuto, conosco personalmente pure. Alberto Pirelli ha avuto un'intuizione straordinaria nel mettere insieme e addocchiare determinati gruppi e scommetterci, perché lui ci ha scommesso. Quindi io devo molto ad Alberto Pirelli, che poi è stato un incontro veramente casuale, perché noi Moda avevamo messo da parte i soldi per registrare un provino. E questo provino siamo andati a Firenze alla GAS, che era questo studio Sì. di registrazione, per registrare un paio di brani. Mentre registravamo questi brani, si aggirava per lo studio ogni tanto un signore con la barba e il sigaro in bocca, che non diceva assolutamente niente e non capivamo neanche chi fosse, si aggirava e ascoltava, poi andava via, poi tornava. Alla fine delle registrazioni questo signore ci chiama e ci dice: dunque, io sto per aprire un'etichetta, ci saranno i Litfiba all'interno di questa etichetta, e ne volete fare parte? Si chiamerà IRA. E così è nata la IRA Record con noi e i Litfiba, praticamente. Poi si sono aggiunti i Violet Hips. È nata con i gruppi, Diaframma anche pure. grazie al contributo, soprattutto il contributo dei gruppi. Che poi sì. Come, scusa? Dico, è nata anche, cioè è nata con i gruppi questa realtà. Assolutamente, assolutamente. Sì, è nato praticamente con principalmente i primi a entrare
in questa ottica con Alberto Pirelli Diaframma? sono stati i Litfiba. Ah, E Litfiba. poi Moda, ma ancora la IRA non esisteva. E quando ha aperto i battenti, diciamo che in scuderia c'erano Litfiba e Moda. Ah, ok. È Infatti partita poi, questa avventura. certo, infatti poi l'IRA creò, mise su questa compilation dei vari gruppi. Catalog Issue, che è stata la prima Sì, compilation certo. della IRA, che è La IRA, stata sì, anche sì. questa un'intuizione, direi, geniale da parte di Alberto Pirelli, perché ha detto che come faccio a presentare al mondo questi nuovi gruppi che nessuno conosce. I Litfiba già avevano fatto qualcosina in realtà, Sì, sì. erano già un po' più avanti. Beh, ha detto facciamo un catalogo perché però lo vendiamo in tutti i negozi di dischi. E così ha fatto Catalog Issue, che all'interno c'erano, mi sembra, eravamo Moda, Moda, Militanze, Underground Life. Violet Eves e Underground Life. Esatto. sì, sì. Gli Underground Life di Giancarlo Onorato. Sì. C'era Infatti anche voi Enzo avete, Onorato, ovviamente, che suonava il basso. Sì. infatti voi avete poi stampato i 3 album, chiaramente con l'etichetta IRA, gli album Esattamente, sì, tutti con l'etichetta IRA. Perfetto, sì. Sì, ho conosciuto poi Alberto Pirelli in un'occasione mia personale, l'ho conosciuto a Firenze presso la sua enoteca, andai lì per delle audizioni e quindi l'ho conosciuto, è una persona molto simpatica. E poi ha origini pugliesi, se non erro lui è di Bari, Lui è di Bari, è di Bari. di Bari, sì, Io quindi si credo sente che ancora... con lui mi sono fatto le più grasse risate della mia vita, perché è un personaggio, vabbè, di grande cultura, però quando è il momento di sparare cavolate oppure di ascoltare le cavolate di qualcun altro, è eccezionale. È veramente di grande umorismo e ci siamo divertiti tanto, tanto. Poi tutte le storie hanno una fine. Io avevo in mente di fare altro da quello che aveva in mente lui, i Moda si sono sciolti e io ho proseguito poi la mia carriera in un'altra direzione. Da solista, come Da solista. solista sì, e con un'altra etichetta, eccetera. Io sono molto legato all'album senza rumore di Moda, perché insomma mi ha accompagnato per un bel Quello è periodo. l'album che io amo di meno. Dimmi, no? No, perché ci sono dei Sì. brani, tant'è, infatti all'interno di quel brano c'è un brano che poi ho notato che è stato, come titolo, è stato un po' scopiazzato da un'altra band italiana, sotto il letto, il Sotto il mio brano. letto, sotto il mio Il mio letto. letto, sotto il letto era quello dell'altra band, quindi ecco, come noto che ogni tanto i Moda escono fuori grazie ad altre band che prendono spunto un po' dal Beh, nome, noi un po', ci un po' limitiamo a dire che c'è una certa somiglianza. No, quello è il testo. Poi, infatti, lo feci presente anche ad Andrea. C'è un brano sempre della stessa band che c'è una parte vocale che è molto simile alla che è tua, molto simile. che poi dopo un po' di tempo Ma di quale band stai parlando? parliamo di Inobraino. È una cosa che abbiamo notato insieme. Inobraino è un gruppo veramente che nutre la mia stima, però ho notato in un brano che c'è una parte vocale molto simile al tuo cantato in un brano di Moda, infatti te lo feci Può presente. essere, Poi, sì, sono sì, cose che possono capitare. Anche, sai cosa? A volte c'è anche riferimenti ad ascolti simili, no? certo. E di conseguenza si arriva poi a... come A volte può Sì, essere anche una cosa inconscia, inconscio, te ne potrebbe essere, accorgi sì. successivamente. Sì, sì, esatto. Sì, infatti il brano si chiama Sotto il letto di Nobraino, quindi titolo uguale a Sotto al mio letto. E in quel brano c'è una parte vocale simile alla canzone di Moda, la voce. Infatti te lo feci presente, poi ho beccato quale fosse la canzone precisa di Moda e l'ho trovato appunto la parte cantata, ma è una cosa bellissima. Chi ascolta e chi ha una buona cultura porta i ricordi ai Moda. Diciamo che se ne può accorgere solamente chi conosce bene l'ambiente e il genere musicale. Certo, cioè, sì, bisogna avere un po' di ascolti, come è successo anche in un brano tuo, della tua carriera solista, cioè di un brano, di un tuo album, da carriera solista, e poi è stato un po' copiato, è stato copiato per intero il titolo, no, di un brano portato a Sanremo, se non erro. Un mio brano portato a Sanremo?
no, un tuo album, e il titolo del tuo album è stato copiato Ah a sì, vari Vietato Iniziato a morire di morire, perfetto. Herman, Herman come si Meta, chiama? sì. Herman Quindi Meta. insomma, ogni Sì, tanto in sì. moda saltano Lì per me fuori i lì è ricordi. stato un dispiacere, perché Vietato Certo, morire, ma perché Vietato morire non è un titolo, è una piccola invenzione, passatemi questo termine, no? Vietare di morire non è possibile, insomma questo titolo per me era importante. Quando andavi su Google e cercavi Vietato morire, veniva fuori Andrea Chimenti e il mio disco. Esatto. Adesso viene fuori Ermal Meta, quindi vabbè, ma vabbè sì, ripeto, queste sono cose che dispiacciono, però sono cose a cui non puoi farci nulla. Così. Quindi va bene, il suo Vietato morire è diverso dal mio, ecco, diciamo questo. certo, beh, ci mancherebbe Ognuno altro. si tiene il suo, felice e Ogni, contento. ogni brano e ogni autore ha la sua magia inimitabile. Beh, sì, chiaramente, così deve essere, insomma, dovrebbe essere in questo modo, insomma. Soprattutto se l'autore è autentico. Se l'autore è Certo, autentico, certo. allora ha una sua magia. Se non c'è autenticità, ahimè, la puoi raccontare per un po' di tempo, dopo finisce tutto. Certo, 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 condivido pienamente. Ho saputo, ecco, ho saputo, insomma, mi ha fatto presente anche un amico che Fiumani ti ha dedicato una canzone, è Ah, vero? Eh, proprio qualche giorno fa ne parlavamo, questa cosa mi ha fatto un po' cioè, sorridere in maniera positiva. Ogni tanto, ecco, Fiumani si cimenta a fare dei testi particolari, strani, e dedica delle canzoni un po' anche ai suoi amici artisti. Infatti, ne ha dedicato uno, credo ti cioè, ti faccia piacere ma certo, sapere certo, è mi come ha un fatto inno di dire piacere. torna al rock, torna Si a intitola suonare Se rock. Andrea torna al rock. Ma allora io fino a quel momento Andrea, pensavo di non allora, essere mai uscito dal rock, pur infatti, facendo appunto. cose effettivamente che spaziano anche un pochino al di là del rock, ma però io sento sempre dentro di me un animo rock. Poi non sono rimasto. Poi sai, essere rock cosa significa oggi? Non ha più il significato che poteva avere negli anni 70. Oggi è un termine È una veramente questione attuale. è molto intrinseca Secondo come me cosa, essere nel senso è rock, molto personale ed è uno stato interiore, spirituale, comunque caratteriale di una persona, più che eh, ehm, il fatto di doverlo per forza esibire Ma sai, o per me può essere rock una persona che suona anche un Loredana violino da Bertè solo, ed è per rock. diversi è una rock. Per me alla fine rock sì, è uno spirito, è Esatto, la persona che in qualche modo non si accontenta di seguire quella che è una corrente, esatto, sì. ed è capace di andare anche controcorrente a scapito anche di tante cose che lo riguardano, però Sì. è un atteggiamento nei confronti della vita e che ha sempre a che fare, secondo me, con l'autenticità. Eh, Assolutamente sì. è uno stile di questo- vita il rock, come In questo diceva. senso io spero di essere sempre rock, di non essere mai uscito da questo ambito, anche se cavalco un mondo cantautorale, se volete, però dove l'aspetto musicale comunque per me è sempre stato essenziale, importantissimo, e il cercare anche di non sedermi a quelle che sono le tendenze, a seguire per forza le tendenze del momento, ma quello di cercare sempre di fare della ricerca con la mia musica, nel mio piccolo, quello che Certo. posso fare io e quelle che sono le mie capacità. Questo è il mio animo Anche rock. De André non faceva rock, ma i suoi testi erano rock. Certo, è Porca miseria. Sì, sì, sì. il rock Certamente, certamente. secondo me il rock è uno stile di vita, è un modo di pensare, quindi pensare rock non è, certo, non è solo un discorso musicale, è un modo di pensare che poi trasportato al giorno d'oggi, nel 2021, sia il rock, secondo me, essendo normali, perché poi di gente che fa gli stravaganti, gli alternativi, tra virgolette, no, una parola che si Ma usava un po' guarda, negli di anni 80, stravaganze ce ne sono tanti. abbiamo una storia ormai di 50 anni di stravaganze straordinarie, dove veramente è stato fatto di tutto. Ci siamo dipinti, ci siamo messi piume di tutti i colori, ci siamo vestiti da donne, ci siamo vestiti da superuomini, abbiamo cavalcato con chitarre elettriche distorte, utilizzando violoncelli.
Al mondo d'oggi vestirsi è facile. No, ma insomma, bisogna stare molto attenti, non è sufficiente, ecco, oggi. Sì, eh, dico, ormai gran parte della gente in un modo o nell'altro cerca di esibire questo essere alternativi in qualche modo. sì, Ci sono molte persone che lo fanno pur non avendo nulla a livello intrinseco di alternativo e di eh, quindi capisci? Cioè, nel senso no, no, io non- capisco che, guarda, viviamo nel mondo dell'esteriorità. Esatto. Questo purtroppo a scapito spesso dei contenuti. L'estetica ha preso il sopravvento e sta davanti a tutto. È diventato l'involucro che racchiude il resto e spesso non racchiude neanche niente. E purtroppo in un mondo che vive di immagini, l'immagine è quello che vince, è quella che vince e il contenuto spesso se ne va a ramengo e viene Semplicemente dimenticato per perché il farsi contenuto. accettare, molte persone non fanno altro che seguire il branco che può essere un gruppo di alternativi o un gruppo di fighetti, cosiddetti fighetti, e quindi si adatta e per quale motivo lo fa? Boh, No, probabilmente perché neanche allora queste persone seguire fanno una certo. corrente, ovviamente, seguire una corrente, non che poi sia sbagliato seguire una corrente, va bene anche questo, però è sicuramente più semplice, no? Perché in qualche modo trovi una strada già battuta, se non impervia, perché per forza Mm. di cose è già stata disegnata, e tu non fai altro che seguirla e andare avanti. È più semplice. Poi invece quello di uscire da questa strada maestra per cercare in modo pionieristico spesso nuove dimensioni, nuovi percorsi. Ecco, quello diventa una cosa più complessa. Certo. E solamente i più arditi sono disposti a compiere questo tipo di vita, di passaggio. Poi ci vuole tutto, ci vuole l'una e l'altra cosa. Credo che tutto sia. L'importante è che ci sia uno spazio poi alla fine per ogni cosa, perché va bene Sanremo, mi va bene X Factor, va bene, va tutto bene, per carità. Però se questi mondi poi che sono un pochino più, diciamo, commerciali, prendono lo spazio completamente, allora c'è qualcosa che non va, perché allora Mm. non c'è più lo spazio per la scelta. Secondo me è molto importante per un artista, ma anche per chi fruisce della musica, per l'appassionato della musica, essere sempre libero di poter scegliere. Quando questa scelta viene meno, vuol dire che quindi c'è qualche cosa di assolutista, di assoluto, che ha preso tutto il campo e non ti fa vedere nient'altro, non ti dà lo Non spazio bisogna per valorizzare accorgerti che l'autenticità esiste anche quell'altra dell'artista. cosa lì. Questo è pericoloso, no? Diventa, sì, è pericoloso. Non a caso molti ragazzi che hanno, diciamo, avuto a che fare con i reality, molti sono finiti in analisi successivamente perché innanzitutto ingannati e usati solo ed esclusivamente per lo show in sé, quindi senza valorizzare l'autenticità e le peculiarità dell'artista. Ma guarda, io li chiamo carne televisiva. Questa Esatto. purtroppo, questi giovani, e mi dispiace tanto perché anche molti di loro hanno dei talenti indubbi, Certo, 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 ce vengono ne sono utilizzati, tanti. macinati nel vero senso della parola, perché poi sfruttato uno, avanti un altro. Esatto. E così via. Guarda, parlavo con un discografico di una multinazionale, il quale mi diceva, guarda Andrea, oggi purtroppo non esiste più il talent scout. Mm. Oggi si va più alla ricerca del talento nascosto, da scoprire, da costruire piano piano, portarlo su alla ribalta e farlo diventare qualcuno. Perché oggi noi case discografiche prendiamo chi è già qualcuno, ovvero chi passa da un talent. Le finestre, mi diceva, le nostre finestre su cui ci affacciamo per guardare chi prendere sono i talent, Sanremo, fine.
non c'è altro. Quindi non c'è più uno sforzo, non c'è più un lavoro dietro. Viene a mancare proprio una parte del mestiere di discografico importantissima. E questo è una povertà, prima di tutto per la musica e ovviamente di conseguenza per chi ascolta. E i talent stessi danno la precedenza a persone che hanno dietro persone in grado Sì, poi probabilmente questo non lo so, come funzioni dietro tutto questo, non saprei. Però purtroppo so che funziona in questo modo, dove la visione delle cose è assolutamente ristretta, è diventata piccola. Esatto. Ma se ci pensi, ma non solo nel campo musicale, in tanti campi, la visione nostra è stata ridotta tantissimo. Poi si parla appunto che il problema è la cultura, sono problemi, la cultura non viene presa in considerazione quanto dovrebbe. È vero, perché la nostra visione è stata realmente ridotta piano piano sempre di più. È stata tolta la curiosità alle persone, perché tu gli dai, le foraggi costantemente senza che loro cerchino prima. Gli viene dato input continui, non c'è più da parte delle persone il desiderio e la curiosità di cercare, di trovare, di scovare. Assolutamente, assolutamente. Cosa che io Si ricordo quando eravamo costretti... quello che già hanno o di quello che le masse propinano, e quindi soprattutto i ragazzini non fanno altro che andare dietro a Sì, beh, tutto è vero ciò che che... anche noi, diciamo anche io, perché voi siete più giovani di me, ma comunque quando ero ragazzo è chiaro che andavamo dietro anche noi ai nostri beniamini, a quello che ascoltavamo nelle radio, però ricordo che dietro una scelta musicale, ma c'era comunque una qualità e c'era c'era un comunque un lavoro, discorso. l'acquisto della rivista, della recensione, che esiste anche oggi, certo, ma è ridotta un po' al minimo. C'era l'andare intanto nel negozio di dischi, perché non è che potevi ascoltarlo prima in streaming, no? Ovviamente internet non esisteva, quindi andavi a farti i tuoi ascolti. E poi mettevi da parte i soldi per comprare questo benedetto vinile, perché non era così automatico. E quando ti compravi il vinile, questa è una cosa importante, e lo mettevi sul piatto, magari al primo ascolto non ti piaceva per niente, va bene? E allora però, siccome ci avevi speso dei soldi, lo riascoltavi una seconda volta e una terza, e magari alla quarta scoprivi il disco della tua vita. Ecco, questo è una cosa che oggi non può accadere, perché tu non ascolti neanche il pezzo in streaming dall'inizio alla fine, ascolti qualche secondo e dopo dici no, mi fa schifo, vai avanti e ne ascolti un altro e così via. E magari ti sei perso qualche cosa solo perché all'inizio tu non l'hai capito. Certo, certo. E quindi quell'atteggiamento, quel modo di usufruire della musica era un atteggiamento attivo, dove c'era un lavoro da parte di chi ascoltava anche per comprendere, per capire, per conoscere quindi più a fondo un artista o un brano musicale. Ma io sì, lo ricordo perfettamente perché comunque sono sotto la soglia dei 50 anni, quindi ho vissuto una buona parte dell'età degli anni 80 e anche il periodo del vinile. Ricordo che comunque quando usciva un nuovo disco, un nuovo album di una band, ci si organizzava con degli amici in casa di qualcuno, in 3 o 4 lo ascoltavamo, quindi c'era proprio la cultura di ascoltare il disco, il vinile. Oppure, non so, io compravo un disco, un altro amico mio è la ne ricerca di comprava un altro, qualcosa di io gli passavo il mio particolare. disco, lui si aspettava la musicassetta, io viceversa, quindi bene o male tutti quanti avevamo qualcosa La ricerca... delle nuove uscite, magari io compravo il disco si è bloccato. Ci Ci siamo? siete? Sì, sì, si era un po', Ok, sì, si era un po' Ecco. bloccato. E quindi c'era questo modo di fare, ognuno di noi comprava un disco e comunque ascoltavamo tutto. Io passavo il disco all'amico, lui si registrava la cassetta, lui mi prestava il suo disco, lo registrava, quindi ascoltavamo le nuove uscite un po' tutti, anche se non ci potevamo permettere appunto il disco, perché comunque costavano. E... Vabbè, ma anche quello di trasferirlo in cassetta e passarsela era comunque un lavoro che ci stava dietro. Certo, certo, sì, sì. Era un lavoro che richiedeva un impegno e del tempo. No? Sì, sì, perché comunque dovevi Oggi per aspettare esempio tutta la durata del disco. è difficile ascoltare la musica, me ne rendo conto anche, io lo dico anche per me. È difficile mettersi seduti in poltrona e mettere un disco, un CD o anche Spotify, va benissimo, va bene? E metterti lì e ascoltare.
perché oggi la musica è usufruita spesso in macchina, mentre stai facendo dell'altro, quindi stai guidando, piuttosto che stai lavorando lo metti di sottofondo, cioè è cambiato proprio l'atteggiamento e l'approccio. L'approccio, sì, alla musica, Sì, all'ascolto, proprio l'ascolto. quindi c'è un bisogno anche di essere capaci di afferrare l'ascoltatore al primo ascolto, subito, come se non ci fosse il tempo di poter approfondire una cosa. Quindi forse anche per questo la Infatti, musica, parlo quella più leggera, diciamo quella più delle multinazionali, quella più mainstream, ha abbassato un po' il suo livello perché richiede meno lavoro, no? Da parte di chi ascolta. Vuole essere più semplice, arrivare immediatamente, vuole stupirti subito con qualcosa. Crespi 116 dice: se si pensa che Com'è? ogni giorno su Spotify vengono caricati circa 40.000 brani. eh sì, il discorso che stavamo facendo prima, che ormai Pazzesco. tutto deve essere fruibile velocemente, in breve tempo, appunto ascoltare la musica mentre si fa altro, non c'è proprio la cultura dell'ascolto, quindi Spotify è una di queste, insomma, musica online, quindi fruibile in maniera veloce. No, per carità, poi è una comodità eccezionale, poi c'ha degli Certo, no, ci mancherebbe, tutti lo usiamo, però non, Io appunto lo si parla di utilizzo, lo utilizzo e poi grazie a Spotify scopro anche delle cose nuove. Certo, sì, sì, sicuramente. ma viva la tecnologia, viva E che adesso siamo l'innovazione, ci forse in un mancherebbe. momento di passaggio. Mm. Come scusa? No, dicevo, siamo in un No, momento sì, di sì. passaggio probabilmente, dove la musica sta avendo un'evoluzione e deve trovare un nuovo. Non so se mi sentite, io ogni tanto perdo la Si sente male un comunicazione. po'. Sì, adesso va bene, adesso sì. Ah, Mi adesso senti? sembra scorrevole, dai. Sì, sì, Ok, adesso sì. va bene. E quindi questo sì. Stavi aggiungendo qualcosa? No, ok, Non ho capito. no, pensavo No, 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 non sto pensavo dicendo di aggiungere niente. qualcos'altro. Niente, ho letto anche su internet alcune collaborazioni con degli artisti locali di Foggia e provincia, leggevo proprio in questi giorni, Sì, con è che uscito tra l'altro ieri. È uscito ieri una bellissima collaborazione che ho fatto con The Alpha States, che è Mhm, questo progetto di Marco Maffei, molto certo. interessante, e io una persona con cui mi sono trovato già a collaborare in passato, e questo di Alpha Dai. States che è praticamente un gruppo di lavoro poi all'interno del quale possono cambiare gli elementi. Già ho fatto alcune collaborazioni con loro e è uscito questo What a Wonderful, un brano che mi piace particolarmente, in inglese, quindi ogni tanto mi trovo anch'io a Certo, cantare, a certo. cavalcare la lingua anglosassone. Infatti in questo progetto c'è anche un carissimo, oltre a Marco, che è un carissimo amico, musicista, ha uno studio fonico, insomma è una persona di spessore. Leggevo anche di Gianni Mastrangelo, che è comunque un carissimo amico, Caspita, eh, grande. che ha militato in una band che a Foggia ha fatto veramente tante belle cose, i Nolitics, che ci tengo a citarli perché insomma anche una parte di cuore è rimasta nelle loro canzoni, nei loro live che io ho avuto il piacere di essere presente, insomma, Poi volevo, molti, ecco, no, vorrei ricordare anche Vincenzo Mascolo, che poi penso è Masco, certo, sì, che sì, è sì, l'autore del brano e che ecco. io trovo che sia veramente bravissimo a comporre. A parte è un cantante che io stimo moltissimo perché ha una Sì, sì, certo, vocalità, io secondo me, speciale. E conosco quindi, anche insomma, per dire, l'Italia, poi alla fine, l'Italia è stracolma di personaggi che hanno da dire qualche cosa e hanno delle capacità notevoli. È veramente piena. Ahimè, purtroppo, è difficile far emergere tutta questa bellezza. lo so. Noi che siamo, sì, lo so, infatti, tra l'altro da Vincenzo Mascolo ci registrai un paio di Ci brani nel siete? 2000, lui aveva in un box, un piccolo studio di registrazione, registrammo un paio di brani a mo' di demo proprio nello studio di Vincenzo.
ricordo. Sì, un carissimo amico, conosco anche Vincenzo, ha fatto una serie di progetti anche più musicali, è partito dal grunge per poi crescere mano a mano e fare anche altri generi, nato come grunge, come band grunge. Ricordo benissimo, parliamo dei primi anni 2000, primi anni 90. metà anni 90, metà anni 90, quando lui ha iniziato a fare questi progetti. Sì, sì, certo, Vincenzo lo conosco anche. Volevo chiederti, non so se hai saputo di quell'evento che c'è stato sabato su internet in streaming, di quei concerti che dovevano, apparentemente ci devono essere dei concerti, poi in realtà è stata una sorta di protesta da parte di band. Molti si Alla sono fine si è sintonizzati rivelato un non un concerto. concerto, non so se hai saputo di questa cosa. L'ultimo concerto? L'ultima era l'ultimo concerto, poi tutti sintonizzati su questo, Ci sono tutti state collegati. delle manifestazioni da parte dei lavoratori dello spettacolo, a cui ho partecipato Sì, sì. anch'io a Verona, ma non sapevo di questo concerto, scusate, mi trovate ignorante in questo No, fatto no, no, così. c'è stato. Sembrava che ci dovesse essere questo concerto in streaming di varie band dislocate in vari locali d'Italia. Noi dovevamo seguire i Marlene Kunz, ma poi in realtà alla fine questo Allora, concerto non c'è in stato. breve un centinaio di artisti avevano, prima del 27 ovviamente, che è la data dell'evento, che è stata la data dell'evento, avevano divulgato sui loro social la notizia di un concerto, o meglio, una serie di concerti in contemporanea su un sito, quindi in Sì. streaming. Arrivati al 27, le persone si sono collegate sul sito, ma hanno avuto a che fare con i conti, cioè praticamente hanno visto dei video brevi di pochi minuti in cui gli artisti dicevano che Si era tutto fermato un anno fa, si era quindi tutto fermato un quello anno che fa era e stata una che protesta. bisogna sensibilizzare la cosa affinché si possa tornare a E i suonare. concerti non ce n'erano. No. No, 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 niente. C'è stata una... Sì, ma è stata anche pubblicizzato alla Rai questa cosa. Sabato pomeriggio, ho detto, vabbè, ci sarà questo evento, ogni band suona nei locali e ogni beniamino, ognuno di noi segue la band che piace. Noi dovevamo seguire Marlene Kunz, ma in realtà questo concerto non c'è stato, era una protesta. Poi c'erano dei titoli di coda dove appunto diceva questo è il concerto che doveva esserci, ma non c'è per ovvie ragioni, per via della pandemia. Quindi tutto fermo a un anno fa. Quindi è stata una protesta che molti non hanno condiviso. Vabbè, pensavo ne avessi, sapevi qualcosa, giusto No, volevamo capire un po' la no, tua no, no, opinione. mi è sfuggita un po' questa faccenda. Ok, va bene. Ah. Niente, volevo chiederti anche ecco, questa tua stima e passione che hai per David Sylvian e Bowie, visto che so che hai comunque fatto dei tributi a Bowie e hai collaborato anche con David Sylvian dei Japan. Volevo un po' sapere un po' di questo anche. Ma sì, sì, sai, ognuno ha i suoi beniamini, no? Ecco. Diciamo che tra i miei beniamini sicuramente David Bowie è uno di questi. David Sylvian in realtà questo mi dispiace a volte stupire quando lo dico, non era esattamente, cioè è un artista che ho sempre considerato un grande, però non era tra i miei ascolti più assidui, soprattutto quando si è sciolto dai Japan. Mm. E quindi quando poi è capitata di collaborare insieme, ho dovuto fare un po' un recupero delle cose che aveva fatto. Mhm. E vabbè, lui è eccezionale, sono fiero di aver collaborato con lui, di aver scritto una canzone insieme. È stata un'esperienza molto molto bella. Lo stesso è stato con Mick Ronson, chitarrista di David Bowie, quando abbiamo al tempo dei Moda, ha prodotto questo nostro disco, abbiamo scritto una canzone insieme. Sono tutte collaborazioni che ovviamente ti portano un arricchimento, impari delle cose. Quando... Collezionismo Litfiba, scusate se vi interrompo, se ti interrompo. Collezionismo Litfiba scrive anche la copertina di Senza Rumore è stata copiata. Ha ragione. Sì. Ha ragione perché c'è un disco dei Moda che è praticamente la copertina identica a quella dei Moda. Ah, ecco, allora, allora Ecco. non è un caso. Dove loro si ha ragione, dove loro sono in fila su fondo con su scritto Moda, noi, e loro Moda, sopra grande, Allora, su fondo bianco. Insomma, diciamo che la situazione era
non so se è casuale anche questa cosa. Vabbè, diciamo che è casuale. Comincia un po' a puzzare. Però. Nome della band. Diciamo che è un po' casuale, è copertina. dai. Può capitare, dai. Può capitare. Può capitare. Niente, parlaci un po' di cosa è successo, magari in breve, le cose più salienti dall'89 in poi, dopo i Moda, ecco, cosa è successo a livello solistico, dei tuoi progetti, e magari parlaci anche dei progetti attuali. Ma guarda, allora, dopo i Moda è stato un periodo iniziale di grande smarrimento. Non sapevo veramente cosa fare e come andare avanti. Mi sono trovato solo perché ero abituato, sono cresciuto con una band dove ci si fa forza l'uno con l'altro, dove ognuno ha il suo specifico. Dopo i Moda era tutto su di me. Non sapevo, la IRA praticamente non volevo più lavorare con la IRA, avevamo idee completamente differenti. Mi sono trovato quindi senza musicisti, mi sono trovato senza un'etichetta discografica e non sapevo realmente cosa fare. È nata questa coalizione con Gianni Maroccolo, perché Gianni Maroccolo aveva lasciato i Litfiba. E ci siamo messi a collaborare. Lui ha cominciato a produrre un mio lavoro che si chiama La maschera del corvo nero, che poi è uscito nel 1992, e da lì è iniziata la mia storia. Uscì con la Polygram, è iniziata la mia storia, molto estrema, diciamo, per certi aspetti, perché ho sempre cercato di fare un cantautorato che non era esattamente in linea con quello che andava in quel momento. E così sono arrivato fino ad oggi, sempre solista. Non è stato un percorso facile. Lo so, posso immaginare. C'è una domanda molto interessante da parte di Nardella Sandra. Vorrei sapere, sulla scena attuale, chi ritieni degno di nota? Ma questa è una domanda, no, difficile, perché ci sono persone con cui collaboro e ho avuto collaborazioni, posso dire anche queste perché ho avuto modo anche di conoscere in modo più approfondito la loro musica. Ma, per esempio, vabbè, ora Gianni Maroccolo fa sempre delle cose molto interessanti. Io trovo che lui sia uno di questi personaggi che comunque non si è mai seduto su un cliché. Con il quale hai avuto modo di collaborare molto. Ho avuto modo di collaborare, di conoscerlo, ma comunque è un musicista con la M maiuscola. Io lo stimo molto. Ma guarda, Certo. ho fatto una collaborazione con un gruppo che io trovo straordinario, che si chiamano Corde Oblique, in molti sicuramente li conoscerete. È un disco bellissimo, andatevi ad ascoltare. Apprezzo molto CF Nomade Venerabile, moltissimo. La Grazia Obliqua è un altro gruppo di Roma, molto dark, molto scuro. Per me in quel gruppo, nella Grazia Obliqua, c'è molta ciccia. Molte cose da ascoltare sia a livello musicale che a livello di testo. Insomma, i Sycamore Age è un altro gruppo, ma lì potrei essere di parte. Un altro gruppo secondo me molto interessante, pur cantando in inglese. Secondo me loro, i Sycamore Age, hanno un respiro sicuramente internazionale e glielo auguro. Poi, che dire, potrei dimenticare altre persone che però... Ok. È sempre difficile, no? Dire qualcuno, poi aiuto, non ho detto l'altro. Però ecco, l'importante è che continua a esserci. Secondo me ci sono delle proposte sempre interessanti. Della buona musica. Sì, quello che viene a mancare forse oggi è quello che c'è stato un tempo, è un movimento. Un qualcosa che unisca e abbracci. Sì, forse c'è in altri ambiti musicali. Ecco. Sì, nel rock and roll, nel punk c'è il movimento, nel metal, nel rockabilly, nel psychobilly, lì sì che c'è il rock è diventato troppo degli ampio. standard, non sono un vero e proprio movimento. Il movimento deve avere in sé qualche cosa di nuovo, no? Deve essere un qualche cosa che annusi, deve annusare qualche cosa di diverso e che è nato adesso.
Non alimentato solo dai gruppi e dagli artisti, ma anche dalle persone, ovviamente. Ah beh, certo, le persone fanno il movimento poi. Senza le persone che seguono quei E determinati quello è il artisti, il problema. movimento non esiste. E quello è il problema. Sì. Leggevo anche... Si ritorna al discorso che facevamo all'inizio. Esatto, sì. Sì, e poi secondo me, ecco, facendo riferimento a un discorso iniziale, al giorno d'oggi non ci sono i produttori che c'erano negli anni addietro, no? Quelli che andavano cercando i famosi talent scout, i produttori talent scout che cercavano le band e le andavano a cercare, le facevano suonare, produrre e fare dischi. Adesso attualmente non ne vedo, tranne i talent televisivi, ma non c'è questo... No, non c'è. o c'è, o se c'è, ce n'è ben No, poco. non c'è questa ricerca da parte Non c'è la ricerca da parte dell'industria musicale. Non c'è. Alberto Pirelli ha fatto tantissimo per tante band, quindi, ma parliamo di quasi 30 anni fa, cosa che attualmente non c'è. Progetti attuali, hai qualcosa ecco, in attivo o qualcosa che... qualcosa Progetti in... tanti, ho un disco pronto che è lì che scalpita nel cassetto, Sì? fatto con Cristiano Roversi, che lui ha prodotto insieme a me questo lavoro. Ci sono delle belle collaborazioni che adesso ancora non annuncio, anche straniere. È un disco a cui tengo moltissimo, è stata una lavorazione lunga. E adesso stava per uscire l'anno scorso, l'abbiamo bloccato per via del Covid. Ah, ecco. Doveva uscire ora questa primavera e lo abbiamo ribloccato nuovamente, sempre per via del Covid, perché sapete, allora, noi non avendo dietro una multinazionale, per promuovere un disco cosa si fa? Concerti. Se i concerti non si possono fare, il disco non lo vendi. E allora devi aspettare che questa situazione migliori per poter far uscire il disco. Quindi abbiamo deciso di farlo uscire, sempre che non ci siano altri cataclismi, a ottobre dell'anno prossimo. Però già qualche cosa, qualche Speriamo anticipazione bene. ci sarà. Non vediamo l'ora di Quest'estate. ascoltarlo. Speriamo bene, non vediamo l'ora di ascoltarlo. Speriamo bene, sì, perché io ci tengo tantissimo. Poi nel frattempo ho fatto uscire un libro di racconti con annesso un audiolibro, di cui sono molto contento perché è stata una tiratura limitata che è andata a ruba e quindi terminata nel giro veramente di poco tempo, e di questo sono felicissimo. Quindi le collaborazioni in questo periodo sto facendo alcune collaborazioni con dei gruppi interessanti, tra cui alcuni di quelli che ho nominato prima, e così. Quindi si cerca in questo momento di fermo di produrre delle cose. Assolutamente sì. Certo, certo. E la migliore cosa è scrivere anche i libri, scriverli interessante, visto che non si possono fare concerti, perlomeno i libri si possono leggere in casa, quindi si possono acquistare. Libro, a un certo momento uno dice, ma perché ti metti a scrivere dei libri? È vero. Però poi alla fine io scrivo da 35 anni testi di canzoni, va bene? Sempre all'interno della strofa, del ritornello, del lancio. Sei sempre stretto, per carità, meraviglioso, perché la canzone ha una sintesi straordinaria, anche dal punto di vista letterale. Però poi a un certo momento ho avuto voglia di straripare da queste regole di scrittura. E quindi ho detto, ma io in mente delle storie e avevo voglia veramente di scrivere. Una canzone non mi era sufficiente, così ho cominciato a scrivere anni fa qualche racconto che è stato pubblicato, poi è nato il mio primo romanzo che è uscito per Zona, che si intitola Yuri, e adesso questa raccolta di 5 racconti che si intitola L'organista di Mainz. Quando una persona ha tante cose da dire, trova sempre il modo per farlo, a prescindere dalla forma. Guarda, se hai qualcosa dentro che scalpita, lo devi far uscire. Assolutamente sì. Se no muori. Va bene? Dice Stefano, un bel messaggio da parte di Stefano. Seguo Andrea dai tempi dell'Albero Pazzo e credo sia un eccellente, inimitabile outsider. Grazie Stefano, grazie. Beh, mi piace essere outsider, mi piace. Sì. Bene. Bene,
Io credo che possiamo, anche perché Instagram ha dei tempi ristretti per le dirette, rischiamo di poi non poterla pubblicare. Più che altro rischiamo di perderla e non poterla sì, poi perché non pubblicare. no, certo, certo, c'è un certo. tempo preciso, quindi credo che abbiamo più o meno, stiamo Sì. nei tempi diciamo, viene da dire nei tempi televisivi di Instagram, nei tempi telematici di Instagram. Quasi un'ora di diretta. Quasi un'ora di diretta, credo, ecco, stiamo proprio in tempo. Che È dire? stato un piacere, veramente. Per me è stato un enorme piacere e anche onore di poter fare una chiacchierata con te, perché insomma io personalmente ti seguo da metà anni 80, da quando ho iniziato a seguire la New Wave, il rock, passando appunto dal punk a New Wave e poi anche quella italiana. Quindi quando Io non come lui, semplicemente per una questione d'età, solo per quello. E da lì ho avuto, ecco, c'è stato il mio inizio stilistico, musicale, quindi devo tanto alle band di rock italiano cantato in italiano, che poi ho fatto anch'io, ho seguito quella scia, quindi ho iniziato con il punk cantato in italiano per poi arrivare al rock. Quindi per me è un onore aver potuto passare del tempo con te e con gli amici. Quindi Grazie. ti ringrazio. Da quanti anni hai detto? Era metà anni 80, ho iniziato a seguire la scena, ero un ragazzino, poi ho avuto la fortuna di seguirlo da ragazzino e quindi tuttora la seguo e ho le mie icone musicali che non lascerò mai, che poi sono le stesse che mi hanno portato ad arrivare ad oggi, insomma, parliamo sia di Io con qualche anno di ritardo, però... Beh, è ancora più pregevole, perché insomma se uno vive in prima battuta quel movimento, ma anzi se ne interessa dopo, è ancora più pregevole. A me tutto è nato nell'85 con un gran concerto avuto qui a Foggia e da lì è nato tutto per me. Ero ragazzino, quindi appunto parlare con le persone con cui sono cresciuto musicalmente e stilisticamente per me è sempre un onore, quindi ti ringrazio veramente. Il brano dei Moda che mi ha conquistato, il primo, non ti parlo di album, perché c'è stato un brano che poi ha scatenato tutto in me, è La Voce. Sì, praticamente il primo. Era la presente nelle storie Instagram che ho pubblicato oggi. Alla fine ho trovato il modo, perché su Spotify non c'è. No, purtroppo Ma non ci sono su Spotify. No, per inserire canzoni sulle storie di Instagram ovviamente bisogna prendere da Spotify. No. Ho fatto in maniera diversa, ci sono riuscito. Le strade si stanno stringendo sempre di più e obbligando le persone a fare certe cose e non altre, quindi devi passare da Spotify, basta, non c'è niente da fare. Vabbè. Allora, Andrea, noi ti ringraziamo. È stato un piacere, vi saluto. Ti ringraziamo. Ti ringraziamo per l'umiltà, per la disponibilità. Davvero è stata un'ora fantastica che a me personalmente mi ha arricchito tanto. Sicuramente grazie perché coloro che hanno seguito. Ci sono molte persone che hanno chiesto, hanno fatto delle domande, purtroppo non si può seguire alla lettera. È difficile leggerle tutte, ma ci ho provato. Vabbè, abbiamo quelle più importanti. Bellissimo. Saluto a tutti allora e grazie ancora. Ciao Andrea, grazie mille, grazie a te. Ragazzi, ciao. Ragazzi, rinnoviamo la diretta alla settimana prossima, nuove dirette sempre su Instagram all'interno di Live Room. Sì, ripeto, Live Room è un format offerto da JBiom Records, che è un format, o meglio, uno studio di produzione musicale che offre questo format di Foggia, gestito dal sottoscritto. È stata una bellissima diretta e vi invitiamo a seguire ogni lunedì le dirette su questa pagina Instagram. Ci vediamo lunedì con un altro artista. Ringraziamo Andrea Chimenti. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, soprattutto. Lunga vita a queste menti geniali. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, grazie. Ciao.